a Porto Tramazzo. Buongiorno, sto facendo il carico nell'acqua, anche se stavo a metà, a Villa Ferruccio. Puoi caricare solamente 50 litri, e a me 50 litri servono. E adesso vado alla necropoli. Sono alla necropoli di Montesso, il parco archeologico che è enorme. Allora, in tutto sono 35 tombe divise in varie zone, poi sono state riutilizzate anche nelle epoche successive dai pastori. E adesso ci sono 124 scalini. Allora, questo è il primo gruppo di tombe, tra cui la più importante è la Domus numero 2, tomba delle spirali. Ampio corridoio esterno permette l'ingresso di una piccola cella sopraelevata, in parte colorata con ocra rossa ed incisione triangolare. Da questa si accede alla camera tombale semicircolare con un bancone lungo il perimetro. Questa è la tomba 6, scolpita qui la Dea Madre. Questa è la numero 7. Ci si sta in piedi qua. Questa 7 è una delle tombe santuario, che sono delle domus dall'aspetto monumentale costituite da un ampio padiglione ricavato nella fronte rocciosa esterna, culminante al centro con un imponente portale d'accesso di circa 2 metri per 2 metri che immette in un grande ambiente rettangolare, a sua volta separato dalla camera di fondo dalla spessa parete rocciosa entro la quale sono state ricavate delle aperture. Quindi sono tombe santuario. Questa è la 8 con la silhouette sempre della Dea Madre.
questa è la 10. Anche questa è una tomba monumentale. Questa è la 11 con il tetto crollato. Altre tombe semplici, è veramente enorme. Questa è l'altra parte. Allora, tomba 29. Qui c'è un disegno che sembra una scacchiera. E qui delle corna. Bisogna avere un po' di immaginazione. Questa è la 30 con ampio patio esterno. Tomba santuario numero 33. Sono all'interno della 34, dove sono scolpite le corna di toro. Ultima tomba, la 35, che presenta la lastra che chiudeva la tomba. Mi sono spostata a Villanova Franca, dove all'interno del nuraghe su Molino è stata ritrovata una vasca altare. In quest'area sono state ritrovate numerose lucerne rivoltate. Si pensa che fosse un rito di superstizione. Ho fatto la visita sul mulino, molto interessante, peccato la pioggia, però l'ha fatta lo stesso. E praticamente ci sono varie fasi, tutto in ipotesi per l'utilizzo di questo nuraghe. C'è il protonuraghe, poi il nuraghe con l'altare, la vasca altare, e poi sono arrivati i romani che comunque hanno mantenuto bene o male l'utilizzo rituale. Anche i fenici hanno modificato alcune cose ma hanno mantenuto l'utilizzo rituale. I bizantini hanno utilizzato invece come sepolture. Ovviamente andrebbero fatti altri scavi, però molto particolari. Ci sono molti resti che indicano una sorta di superstizione, come ad esempio delle lanterne che venivano messe al contrario, o comunque delle stanze che erano piene di corna di animali, quindi si presume che avessero una sorta di superstizione anche loro.